Siamo con Thiago Sousa al termine della partita con il Grosseto. È stato quello che ci aspettavamo, cioè una partita rognosa, complicata perché giochiamo contro un avversario forte. Che cosa ha fatto la differenza secondo te stasera? Atteggiamento dei miei giocatori. Oggi giochiamo bene, entriamo bene nella partita, sapevamo che era una partita molto dura contro un avversario molto duro, ma l'atteggiamento dei miei giocatori è stato perfetto per una partita come questa. Adesso è riposare bene perché giovedì abbiamo una partita molto dura. Ha colpito il fatto che tra il primo e il secondo tempo la squadra non è calata, anzi nel secondo tempo se possibile ha ulteriormente aumentato il livello del proprio gioco, quindi vuol dire che la squadra insomma sta bene con le gambe, sta bene con la testa. Sì, sta molto bene con le gambe, con la testa, tecnicamente, tatticamente stiamo molto bene. Adesso è il momento di sfruttare il nostro gioco, di sfruttare di questa partita perché tutte le partite vanno a essere così, e stare tranquillo e fare il nostro lavoro che penso che alla fine torniamo a vincere quello che vogliamo. Che cosa ti è piaciuto di più di questa partita e se c'è qualcosa che avresti voluto vedere meglio dai tuoi ragazzi? Noi abbiamo tre obiettivi per questa partita. Sbagliamo uno, che era non prendere più di 2 gol. Questo era stato, ma io sono contento. No? Eri quasi arrivato, dai. È vero, no, ma io sono contento con l'atteggiamento di tutti, con come giochiamo come squadra, come giochiamo individualmente. Non ha niente da dire di male della partita di oggi. Sono contento, adesso vado a casa, rivedere la partita e domani cominciare a pensare alla prossima. Sì, prossima è una partitina leggera, insomma, giovedì sera c'è l'Oliverense che davanti al suo pubblico non vorrà sicuramente sbagliare. Che cosa deve aspettarsi un tifoso del Trissino che guarderà dalla televisione molto probabilmente quella partita? Va a essere una partita molto dura, questo è sicuro, è una squadra che difende molto bene. Quello che può aspettare è una squadra di Trissino a giocare per vincere. Vogliamo molto stare nel Final Four e sappiamo che queste sono le partite che tutti i giocatori le piace giocare e gli allenatori le piace stare in questa partita e era importante per noi dopo di aver perso la partita contro Follonica in semifinale di Coppa. Era importante oggi fare una buona partita per giovedì arrivare con molta fiducia, pronto per fare una bella partita. Dopo alla fine sono dettagli che contano e per questo che lavoriamo ogni giorno per stare bene, per capire quello che dobbiamo fare in ogni momento della partita e aspettiamo arrivare bene. Allora ringraziamo Thiago Sousa e facciamo un grosso in bocca al lupo all'Hockey Trissino.